Ok. Grazie a tutti, grazie anche per continuare a rimanere con questo secondo nostro appuntamento. Vi scuso per le spalle, ma forse c'è? Allora sì, utilizzo quello così almeno non do le spalle ai relatori. Partiamo subito, tra l'altro, con un'altra canzone racconto a cura di Stefano Giacone, tra l'altro una sua toccante e molto commovente composizione, che parla di lavoro e parla di cibo e parla davvero di schiavi del lavoro, e questo è un argomento che conosce molto bene Gianni Dotti, che oggi è il nostro ospite, di cui siamo molto contenti di averlo qui, e verrà coordinato dal dottor Alessio Onnis, che ringrazio per la sua presenza. Grazie a tutti e grazie a Stefano. La notte del 9 febbraio 2004, 21 immigrati clandestini di origine cinese muoiono affogati al largo di Morecambe Bay, Gran Bretagna, travolti dalla marea, che in quel luogo può andare da 10 centimetri d'acqua a 2 metri in un'ora. Raccolgono frutti di mare per i ristoranti di lusso sulla costa. Di notte, perché i locali non vogliono stranieri e perché quel lavoro lì lo hanno fatto loro per secoli, ma adesso fanno i camerieri in quei ristoranti oppure ne sono i proprietari, e poi perché non vogliono clandestini. Questi clandestini di origine cinese sono portati lì da cartelli criminali con dei furgoni di notte, di cartelli criminali cinesi, inglesi, irlandesi, albanesi. Guadagnano 1 sterlina a notte. Nessuno conosce i loro nomi e nessuno ha mai reclamato i loro corpi, perché ci vogliono molti soldi per far rimpatriare in Cina un corpo, un cadavere, e poi perché queste persone sono scappate in maniera illegale dalla Cina, quindi le famiglie possono essere multate, possono essere arrestate, interrogate, molto spesso dagli stessi funzionari che originariamente hanno venduto ai loro cari, o funzionari corrotti, che hanno venduto ai loro cari i documenti falsi per espatriare. Questa è una storia, ma in realtà in Inghilterra c'è un bellissimo film, se lo cercate, si chiama Ghost. Ghost vuol dire fantasmi, che è come la comunità cinese chiama noi, chiama gli occidentali, perché per loro noi siamo come dei fantasmi. Ci sono centinaia di corpi da qualche parte in Gran Bretagna, di cui non sappiamo il nome. La vita di un uomo, la vita di una donna è leggera. La trovi in silenzio, la trovi affogata nel più svenduto dei giorni, e va piccolo come un sasso gettato come miseria. Di notte a febbraio, al largo di una costa mai vista, è difficile scappare, è difficile rinunciare, e sei solo con altri 100, e solo quel nome e quell'odore di treno che nessuno conosce, e 5 notti e 5 sterline, un altro già in fila che aspetta sulle auto dei capi bastone,
a Morecambe Bay, in questo posto che affonda in mezzo alla marea, senza darci speranza, senza darci un segnale. E 20 corpi ci avanzano stanotte, 20 sacchi senza destinatario, e il mittente a casa di Dio, e la partita va in onda in perfetto orario. E il più svenduto dei giorni, e va a picco come un sasso gettato, come miseria. Bravissimo Stefano, grazie. Che parola, miseria. C'è un cibo per il corpo e un cibo per l'anima. Quindi a me l'onore di introdurre il grande Johnny. Non si può presentare una persona del genere stando seduti. Leggeremo 2 libri oggi. Uno sarà questo, assieme, e uno è la sua vita, perché io credo che Johnny sia un gigante. Lui, con questo nome così simpatico, no? Da Johnny Bigot, passando per Johnny Dorelli, Johnny Stecchino, è un nome che viene da lontano, dall'Australia, pensate un po', e quindi c'è subito simpatico, però così come lui è capace di passare dalle cose più simpatiche, umane e vicine a noi, è capace di portarci ad altezze indicibili. Ed è proprio quello che fa con un suo carissimo amico, un sacerdote, Mario Ardegan, dei Giuseppini del Murialdo, col quale lui ha già condiviso alcune fatiche letterarie. Quella che a me più cara è Giuseppe siamo noi, nel 150° anniversario della appunto proclamazione di San Giuseppe, patrono universale della Chiesa. Quindi siamo con Johnny in questo cammino che per me, in rapporto a lui, è iniziato 10 giorni fa, quando avevo già cominciato a leggere il libro, perché da Chicco mi mancava ancora qualche giorno ad arrivare, e quindi lui si trovava in metropolitana. Io quindi l'ho lasciato lì, nelle profondità. Stava raggiungendo l'Università Cattolica di Milano, dove ha un contratto, è docente appunto a contratto, ma Johnny è anche un pedagogista, è un educatore, è marito, è padre di 4 figli naturali e tanti altri, quasi 100 acquisiti. E se con Johnny, per il quale educare è una cosa seria, si parla di figli acquisiti, adottivi, perché di Giuseppe ha studiato tanto, e vi posso dire che questi figli se li porta ovunque nel mondo, dall'America, al Sud America, in Africa, dappertutto, perché è anche un grande imprenditore del sociale, ha diretto una federazione di circa 1200 cooperative sociali, è famoso dappertutto, in tutto il mondo, perché appena fonda una comunità si accerta che abbia le gambe per camminare da sola e si sposta, come dovrebbe fare qualsiasi politico, qualsiasi imprenditore. Okay? Quindi io come pedagogista, insegnante, marito, sapete che ho lavorato per tanti anni in una comunità di accoglienza per minori, mi sono ispirato al suo modello, pur senza saperlo. Però oggi Johnny, al quale direi
prima di entrare in media res del libro, neanche di presentarsi, imparerà una parola sarda, ok? Cumbidu. Lui è un bergamasco doc. Non si può chiedere a un bergamasco di fare una conferenza senza parlare in dialetto. Quindi sto già cominciando a lanciare la prima sfida. Cumbidu non è nient'altro che il titolo di questo libro. Venite a mangiare con me. Sono le parole che Gesù, ormai morto e risorto, pronuncia alla riva del lago in attesa che i suoi discepoli, intenti a pescare, quasi disperati, un po' non lo riconoscono, un po' lo riconoscono, infatti sarà il più giovane di loro, Giovanni, ad accorgersi di lui e a trascinare tutti a riva, dove lui aveva già preparato il fuoco, il pesce arrosto, di cui era matto, e ha il grande compito di riunire la comunità prima di riconsegnarla al mondo. Ok? Quindi, così come aveva fatto in vita, lui che era considerato un mangione, un beone, e forse sono anche troppo lungo, no? Poi mi taccio e do a te la parola per sempre. Piacerebbe che fosse una conversazione più che le domande. Le domande arriveranno dalla lettura del libro, che è molto interessante e consiglio a tutti di avere vicino al caminetto, soprattutto, più che il comodino. Quindi il compito di questi 9 banchetti citati nel libro, di cui questo è quello conclusivo e il più significativo, almeno per me, sarà quello di riportare tutto all'unità. Okay? Quando siamo disperati, guardiamo dentro con la domanda: ma che cos'è che veramente mi alimenta? È il rapporto forse con una persona, la persona che mi ha dato gioia, sicuramente, sarà una persona piacevole. Ecco, quindi partiamo dalla fine del libro, dove è narrato l'ultimo banchetto, il nono, quello in cui Gesù è ancora protagonista, no? Senza dimenticare che però lo schema è sempre lo stesso. Ogni capitolo, sono 10 in tutto, il primo di introduzione, gli altri 9 sono 9 banchetti, nei quali non sempre Gesù è protagonista. Sono presentati con una pagina del Vangelo e poi lettura e meditazione, riferimenti profondissimi su il gotha della spiritualità attuale, ok? E poi questo accompagnare il lettore in questa discesa verso un qualcosa di profondissimo dal quale attingere dei temi per affrontare la realtà. Okay? Ed è così che la magia di questo libro avviene, no? Da quelle pagine eterne arrivano delle luci fondamentali, almeno per me lo sono state, e anche rigeneranti, di ricarica per ripartire. Sì. Ringrazio, una presentazione troppo aulica, devo dire, io non merito così tanto, sono un poveretto, un contadino sostanzialmente, vivo in campagna, quindi. Devo dire 2 cose, sono contento che partiamo dall'ultimo capitolo perché il libro è partito sostanzialmente da lì. Devo ricordare alla persona che ha scritto con me il libro, perché il libro è stato scritto esattamente durante la pandemia. In quel momento a Bergamo, in quei 3 mesi, sono morte circa 8.000 persone. Tantissime vicino a casa mia, anche proprio vicino, il papà di Sara che vive con me, diversi parenti. Ed è stranissimo che in un clima così di morte non è nato un libro triste. Perché io credo che sorella morte ci costringa ad andare nella profondità della vita. E la morte è la vita, e la vita è la morte. Noi invece viviamo in tempi dove c'è una totale rimozione della morte. E immaginiamo che l'eternità sia una sorta di allungamento cronologico della nostra biologia. Infatti pensiamo che vivere 150 anni sia meglio che vivere 50 anni. Io ad esempio non credo che sia così. Raffaello a 37 anni era morto. Io non mi sento per nulla superiore a Raffaello. Caravaggio a 39 anni era morto.
San Francesco a 44 anni era morto, Don Milani a 44 anni era morto, e vado avanti. E quindi per me quell'esperienza di morte, al di là del dolore, perché non è che non c'è stato il dolore, è stata la possibilità di entrare dentro una trasfigurazione della vita. Sono molto rattristato di guardarmi attorno e che l'unico mantra che si sente è ripartire. Io sostanzialmente non sogno di ripartire, io sogno di trasformarmi e di trasformarci. Dalle mie parti ci si alza alle 5 di mattina e si va a letto alle 9 di sera, correndo come dei dannati, di fatto senza sapere bene perché. Con una quantità di ricchezza materiale che non abbiamo mai visto in 3000 anni di storia umana, ma con una tristezza, vi posso assicurare, enorme. Banalmente dalle mie parti si spende circa 2.500 euro a testa per il gioco d'azzardo, che è esattamente la perversione della speranza. Però questo libro cerca in qualche modo di rendere evidente attraverso un'amicizia, che è quella con Mario, perché il libro l'abbiamo composto io stando a Carope dell'Angeli e lui a Buenos Aires, quindi con 5 ore di differenza nelle notti, e non è che alcune cose le ho scritte io, altre le ha scritte Mario, altre... no, è proprio figlio di un dialogo il libro. Ci eravamo già allenati, diciamo, con altre cose, in particolare su Giuseppe. E questo dialogo vuole essere un dialogo di speranza che si fonda su cosa? Sull'idea della condivisione. E il simbolo della condivisione più forte che c'è nel Vangelo sono esattamente i banchetti. Allora abbiamo preso, sono un po' di più, sono 11 banchetti e ci siamo partiti da quello di Cana fino ad arrivare al banchetto dopo la risurrezione, che segnano esattamente le vie della condivisione o della non condivisione. C'è anche il banchetto di Erode, ad esempio, quando si uccide Giovanni, che è esattamente il banchetto del potere, che è una bella metafora dei nostri tempi, se lo leggete, se meditate sul Vangelo verranno a voi cose molto più intelligenti delle nostre, così come sono ripresi i banchetti del ricco Epulone, piuttosto che il banchetto del regno. In alcuni passaggi Gesù Cristo è stato tremendo, tremendo. Infatti nel Vangelo si dice che è venuto a portare la spada. Cioè, Gesù in certi passaggi veramente ti mette di fronte a te stesso, alla vita. Non è molto consolatorio Gesù Cristo, cioè un personaggio anche preso dal punto di vista culturale e non per forza di fede molto forte. Però dicevo che mi fa piacere partire dall'ultimo banchetto, perché in quelle notti lì, a casa mia, erano tornate i maggiolini. La valle, io abito vicino alla Valseriana, si era fatta tutta silenziosa. Prima di tutto rivedevi le stelle. Voi in Sardegna siete più fortunati, ma da noi c'è un inquinamento luminoso impressionante, cioè è sempre tutto illuminato a giorno praticamente, tra Brescia e Milano, è una città unica. Quindi quando si sono spente le luci delle produzioni si rivedeva il cielo. Poi si sono rivisti i maggiolini, il silenzio. Io vivo abbastanza, diciamo, a lato della città, appunto tra Bergamo e la Valseriana, in collina, in una piccola comunità di famiglie. Noi viviamo in 25. E lì quando te uscivi di notte, l'unico rumore che sentivi era quello delle sirene. Però in questo silenzio tornava fortissimo il rapporto, se ne è parlato prima e sono contento di aver sentito la conferenza di prima, col cosmo, con la terra, con gli elementi della natura. E allora la lettura della venuta, del ritorno di Gesù dopo la risurrezione con gli apostoli, noi l'abbiamo letta proprio come il banchetto cosmico. E pensandoci,
ripeto, al di là che poi uno creda o non creda, però cioè, immaginare che uno è morto e risorto e quando torna sulla terra quel che fa è cucinare del pesce, dici, è una roba un po', no. Con l'immaginario che abbiamo noi invece degli eroi, chissà cosa doveva fare, no? No, è venuto e ha cucinato del pesce. È stato con i suoi amici, no? Ha di fatto segnato nel senso eterno il valore più importante della vita, che è esattamente l'amicizia e la condivisione. Anche dal punto di vista umano non c'è niente di più importante dell'amicizia e della condivisione. Tutto il resto, come dire, vale molto di meno. Allora tutti i banchetti, poi rileggendoli a ritroso, li abbiamo letti così, come la conferma di questa amicizia, di questa condivisione. Allora c'è anche la libertà, la confidenza, c'è appunto era molto l'ospitalità, insomma ci sono tutti questi passaggi. Oppure c'erano i banchetti che invece segnavano esattamente il contrario, no? Quello di Erode appunto lo segna al massimo. Quel che è bello e che posso testimoniare qui, e sono contento di farlo anche per il mio amico Mario, che gli stessi scriventi il libro vivevano questa esperienza mentre scrivevano, altrimenti il libro non sarebbe uscito, perché se non c'è dell'amicizia è duro comunicare a 14.000 km di distanza, uno è alla notte fonda, l'altro è arrivato al pomeriggio, con dei tempi completamente diversi. Allora tra l'altro avevo un wifi scassato con i WhatsApp che saltavano ogni 5 minuti, quindi sapendo che quello meditava una cosa e tu un'altra, ecco, e lì vivi la forza, e chiudo qua questa parte, dell'invisibile. Io credo che il grande male di questo tempo sia la negazione dell'invisibile. Cioè noi immaginiamo che la realtà sia solo ciò che vediamo. E io lo vedo nei ragazzi questo come grande dramma. Mentre la realtà è soprattutto ciò che non vediamo, che è altrettanto reale di questo tavolo però. In questo momento il sentimento che posso provare di nostalgia per i miei figli o per mia moglie è altrettanto reale che questo tavolo, ed è in grado di generare cose buone o cattive tanto quanto questo microfono. Mentre noi oggi riduciamo tutto ad una visione, diciamo, soltanto materiale delle cose, ma non è così. Infatti poi sublimiamo nelle forme del virtuale, immaginando lì di espandere l'immaginazione. Ma noi abbiamo un grande viaggio che possiamo fare, che è quello dentro di noi. Ecco, il libro nel piccolino invita a fare questo viaggio all'interno, proprio per poter vivere con più gusto, a proposito di cibo, poi le relazioni, le situazioni, i compiti, gli impegni che si hanno all'esterno. C'è una frase di Elsa Morante che loro hanno citato a pagina 159 dal libro Il mondo salvato dai ragazzini. La frase d'amore più vera e l'unica è: hai mangiato? Bellissima, no? È di prendersi cura in toto di un figlio, no? Cosa facciamo? Qual è lo stress maggiore di chi accompagna i figli fino alla scuola dell'infanzia? Ma ha fatto la cacca, ha mangiato, come è stato? Ha pianto? E anche alle medie dove insegno, la prima preoccupazione è che i ragazzi stiano bene fisicamente. È inutile che io gli chieda di ripetere le tabelline, no, queste non si chiedono più adesso, ma di avventurarsi in sforzi intellettuali se magari quel ragazzo ha fame, no? Adesso hanno sempre il frigorifero pieno, quindi c'è tutto un altro concetto anche dell'alimentazione. Però vorrei giocare un po' pesante, mi gioco una carta interessante, quella del banchetto già citato da te, della prepotenza di Erode. Siamo dentro un palazzo romano, una corte, pieno dei più grandi sfarzi dell'epoca,
e si sta festeggiando un compleanno, quello di un re. Qui non è presente Gesù, ma sono presenti sicuramente due figure femminili molto enigmatiche, ok? Che sono Erodiade e Salomè. Quindi all'interno del Vangelo, dove si parla sempre della figura, dove si esalta sempre la figura femminile, è contenuta anche una scena all'interno della quale la figura femminile non è che ne esca insomma molto bene. Quindi ci puoi narrare che cosa avremo da imparare noi oggi da quella scena, da quella corte? Innanzitutto vi invito a meditarlo quel brano, perché è un brano simbolicamente rilevante secondo me oggi, perché di fatto è la rappresentazione del potere ed è il banchetto proprio del potere. Lo è negli attori, lo è nel contesto, lo è nella tragicità del finale. Però l'invito che vi faccio è non immaginare che stia fuori di noi quel banchetto lì. Il banchetto di Erode sta anche dentro Johnny. Non è solo qualcosa che sta fuori, sono i cattivi fuori, no? Quelli potere sta. No. Questa cosa sta anche, tutti quei personaggi stanno anche dentro di me, stanno anche dentro di noi. Perché allora se uno non li rimuove da sé, allora poi riesce anche a combattere le battaglie per la giustizia fuori da sé. Ma non deve giocare al buono e gli altri sono i cattivi. No. Il Johnny è uno stronzo, capito? Io ho il peccato originale come tutti. E che avere questa consapevolezza è molto importante. Infatti secondo me quel brano è un brano di discernimento di se stessi. E le cose che colpiscono molto, penso ad esempio all'attività che faccio anche con tanti ragazzi, lì vedi la perversione del rapporto, ad esempio, che può nascere dentro le famiglie. Lì vedi il potere che una madre può avere sulla figlia, lì vedi le perversioni del maschile e del femminile, vedi la potenza del femminile, che è più potente del maschile, In questo caso è uno dei pochissimi brani dove la vedi pervertita. Generalmente nel Vangelo vedi che questo potere Gesù è molto capace di attivarlo nel bene. Fu una figura completamente rivoluzionaria Gesù rispetto al femminile, 2000 anni fa, in quella cultura fortemente macista, maschilista. Vabbè, non lo sapete, affidare i pezzi più importanti del suo annuncio alle donne, la testimonianza prima della resurrezione di Maddalena, cioè insomma, su tutta una serie di. Però in quel caso lì si vede anche la potenza pervertita. Talmente pervertita, diciamo, che ha a che fare con un desiderio che non è capace di sbocciare. Però questo, ad esempio, io l'ho sentito molto su di me. Se il desiderio è quello del nostro io, siamo destinati a generare disastri. Se noi immaginiamo di accontentare il desiderio del nostro io, quindi anche l'io del Johnny, il Johnny è destinato a combinare disastri. Il desiderio generativo è il desiderio del tu, non è il desiderio dell'io. Mentre il potere gioca sempre l'illusione che più tu gonfi il tuo io, più sarai felice. La testa di Giovanni, perché finisce con una decapitazione, è esattamente la perversione di questo desiderio. Siccome Giovanni era in qualche modo la coscienza critica di Erode, ed Erode, come spesso succede nel potere, non riusciva a liberarsi, come se avesse un fastidio morale. Erodiade che fa? E non poteva sopportare questo, no? E quindi per togliere questo fastidio del proprio io, ne vuole la testa e utilizza la figlia per avere la testa. E tra l'altro una perversione erotica tra la figlia e il suo amante, perché è evidente che lì c'è anche un desiderio erotico da parte di Erode sulla figlia dell'amante. Pensate voi che giro
Oggi tutti vanno a Maria De Filippi, cos'è che hai uomini don cazzate rispetto a quel brano di Vangelo che fa vedere invece la radice di questa perversione. No, poi noi vediamo perversioni banali come queste qui che vediamo, no? Degli anziani che a 70 anni si innamorano dall'ottantenne, cioè queste robe da matti, da psicotici, matti, fuori di cervello. Non perché non ci si possa innamorare a 70 anni, ma mettere in mostra il proprio narcisismo è proprio segno che si è banali, proprio banali. Lo si fa per soldi, probabilmente. Però volevo dire che questa dimensione della perversione del desiderio ci riguarda sempre, perché tutte le volte che noi immaginiamo di dover, come dire, spingere l'allargamento della potenza del nostro io, noi finiamo dentro delle situazioni tragiche. Tutte le volte che invece, i banchetti lo fanno vedere benissimo, noi giochiamo all'essere il tu dell'altro e non l'io dell'altro, e non ad affermare il nostro io, ma affermare, diciamo, il venire al mondo dell'essere il tu dell'altro, allora si diventa generativi. Sottolineo due cose che sono evidenti, ad esempio, no, nel clima politico italiano di oggi. Uno, la corte. I banchetti del potere hanno sempre una gran corte. Una gran corte. E anche qui provate a immedesimarvi. Facciamo noi parte di qualche corte. Alimentiamo noi qualche corte. E le corti sono sempre collusive. Non aiutano mai il potente a rendersi conto di se stesso, no? Gli va sempre tutto bene. Addirittura, appunto, gli vanno bene queste aberrazioni totali. Mi colpisce tanto. E nella corte lì, nel compleanno, c'erano anche i sacerdoti, c'erano tutti, capito? C'erano tutti. Io potrei farvi dei begli esempi dalle mie parti, da questo punto di vista. Il secondo aspetto è che è rimasto nel linguaggio che è un banchetto dove si taglia una testa. Io penso a quanti incontri di lavoro dove tu decidi di far fuori qualcuno e lo decidi a pranzo in un tavolino fuori dal Duomo di Milano piuttosto che all'osteria qui E questa idea di tagliare la testa di qualcuno, tant'è pensate che noi abbiamo quelli che si interessano delle cosiddette risorse umane, che sono chiamati tagliatori di teste. Allora, queste cose che sembrano lontane nel tempo simbolicamente invece sono molto vicine. E ripeto, il mio invito è a non giocarle solo fuori di noi, ma a guardarle dentro di noi. Perché allora, se le guarderemo dentro di noi, saremo anche capaci di combattere le battaglie della giustizia, del bene, della solidarietà. Se invece non le vediamo dentro di noi, noi proietteremo semplicemente quelli che sono i nostri fastidi. Ma il problema sta dentro di noi, non fuori di noi. Grazie. È tutto dentro. C'è un altro banchetto, se vogliamo andarci insieme, che è quello che avviene a Betania, dove Gesù ha invitato a casa di Lazzaro da due donne, Marta e Maria, due modelli di ospitalità, uno tutto improntato sulla preoccupazione, l'altro invece più sull'ascolto e la meditazione. Chiaramente in Sardegna, come tu sai, come anche dalle vostre parti, l'ospitalità è sacra. Ma che cosa abbiamo da imparare di essenziale da questo modello che Gesù ci propone, dato che prima abbiamo visto due modelli femminili che sfiorano la perversione, adesso invece abbiamo davanti due modelli femminili virtuosi, in un certo senso. Sì, questo noi l'abbiamo chiamato il banchetto della confidenza. Nel senso che tradizionalmente si tende a contrapporre azione e contemplazione, no? Marta è quella che agisce, Maria è quella che contempla. Ma io non credo che sia così. La storia di Gesù insegna che azione e contemplazione sono intrecciate tra di loro costantemente, no? Pensate, ogni volta che Gesù fa un miracolo o aiuta qualcuno o salva qualcuno, poi se ne scappa sempre in cima a un monte e scompare.
si direbbe uno stupido dal punto di vista del marketing, no? Cioè dovrebbe incassare il successo. Anzi, hai avuto successo, vai avanti, ne hai moltiplicato ieri 5.000 pani, vai avanti, invece no. Gesù, quindi questo rapporto tra azione e contemplazione in Gesù è sempre, io lo sento proprio un insegnamento questo, perché è facilissimo andare fuori giri e confondere l'azione con l'agitazione, ed è facilissimo che l'azione gonfi il nostro io e non aiuti a venire al mondo il nostro tu, insomma, per essere... E allora, secondo noi, questa... per entrare nel dialogo sarebbe troppo lungo, ma l'abbiamo chiamato il banchetto della confidenza, perché secondo noi quello che sfugge a Marta è che si perde la confidenza di Gesù. Non è un rimprovero perché, come dire, perché agisce. Avrà preparato, che ne so io, dei buoni pasti, non è questo. Ma si perde quel momento. Cioè finisce nell'agitazione, o per dirla con altre parole, perché Gesù poi lo dirà non più avanti, preoccupatevi del regno, non preoccupatevi di cosa mangerete, che non dice non occupatevi. C'è una bella distinzione tra occuparsi e preoccuparsi. Occuparsi è una cosa, come dire, che va fatta, no? Io da papà devo avere lo stipendio sufficiente per dare da mangiare ai miei 4 figli, le altre persone che stanno in comunità, per curare il mio papà, sarei un irresponsabile se non mi occupassi di questa cosa. Ma mi ha chiesto di non preoccuparmi di questo. La preoccupazione è ciò che è urgente e importante. Torniamo all'invisibile. La preoccupazione è guardate i giri dei campi. La preoccupazione è guardate gli uccelli del cielo. La preoccupazione è essere consapevole che ogni capello della mia testa sta nelle mani di Dio. Quella è la preoccupazione. Cioè, la vorrei dire con i due che hanno parlato prima, i 2 bravi professori. Cioè, la preoccupazione è essere in sintonia con la vita. Non è legata alle nostre prestazioni. Mentre noi stiamo in una società che continua a spingere sull'aspetto funzionale e sull'aspetto prestazionale. Capisci? Allora, non funziona, quindi lo metti via. E quindi devi funzionare sempre di più e devi produrre sempre di più. E no. E lì bisogna fermarsi, perché lì c'è il diavolo. Il diaballo, cioè ciò che ci separa dalla realtà. E siccome Gesù ha detto che è la via, la verità, la vita, tutte le volte che noi ci separiamo dalla vita, noi ci perdiamo. In termini classici, usciamo da una via di salvezza, cioè di pienezza, di realizzazione, dello stare pienamente dentro il mondo, che vuol dire anche soffrire, appunto piangere con chi piange, ride con chi ride. Ecco, Maria si perde questa confidenza, cioè si perde la possibilità di andare in fondo a questa cosa, stando con Gesù. E poi anche voglio dire un'altra cosa. Quando parlo di Gesù, io non parlo di una cosa di 2000 anni fa. Cioè, se non è seduto qua, a me non me ne frega niente, capito, di parlare di Gesù. Di una storia di 2000 anni fa, ma chi vuoi che gliene freghi qualcosa? Poi di storie interessanti nel passato ce ne sono state tante, La storia di Socrate, volete che ve la racconto? Storia bellissima. Ma stiamo più vicini, volete che vi racconto la storia di Gandhi? La storia di Mandela? Cioè, persone umane che hanno dato onore all'umanità e hanno portato... Ma ce ne sono state migliaia nella storia umana. La differenza di Gesù che per me è presente qua. Adesso. Adesso. E se non è presente adesso è un bel problema per me. Cioè la differenza di Gesù è che Gesù è il Cristo. E il Cristo che è presente adesso sta dentro di me, sta dentro di voi. È la pienezza del Johnny che viene al mondo, è la pienezza dell'Alessio che viene al mondo, ma è anche la pienezza di tutta la comunità di Serramanna che viene al mondo. Cioè è il senso dello stare al mondo. È di più, È questo che Gesù rimprovera
a Maria, diceva a Marta, perché era troppo presa su cose banali e si perdeva questa cosa che era l'unica cosa che alla fine rimane, e rimane dopo la morte, che non è solo domani, è dopo ogni morte, tutte le morti che viviamo nella vita. Ci sono anche tanti altri scenari e banchetti interessantissimi, come quello della moltiplicazione dei pani, come quello del ricco e pulone, dove c'è un'altra donna che gli lava i piedi con le proprie lacrime e gli asciuga coi capelli. Però da compagno di viaggio nel difficile compito di educare, ammesso che educare sia ancora possibile oggi, non voglio perdere questa occasione per citare il banchetto naturalmente della parabola del figlio prodigo. Questo è un banchetto che Gesù racconta e dove sono davanti ai nostri occhi due figli e un padre. Quindi ti interpello da padre, ma anche da educatore, rispetto a cosa ha questa parabola e questo banchetto in particolare, questo momento di convivialità controverso, da insegnarci ancora oggi. Sì, come dici bene Alessio, più ti capita di meditarlo, che poi ha tanti nomi, no? Del figlio al prodigo, del padre misericordioso, dei due figli, è perché più lo mediti e più non lo capisci. Cioè, è la tipica parabola, sembra gli orientali vi direbbero un koan zen, che più tu provi a applicarci la ragione e più sei portato a non capire niente, devi andare in un altro territorio per tenere vicino le cose scottanti che ci sono in questo scritto. E secondo me non ha un valore soltanto di persona singola, cioè dentro le biografie di ognuno di noi, ha proprio un valore universale. Ad esempio, io penso che la modernità non è nient'altro che la libertà del figlio minore che sta arrivando agli estremi. Cioè, la mia lettura della modernità è che noi tra poco mangeremo le ghiande come i porci. Abbiamo fatto fuori quasi tutto il patrimonio, il mondo che il buon Dio ci ha dato, arriveremo in fondo. Però questa parabola dice che quel passaggio è necessario. Da questo punto di vista è paradossale, se tu e la mediti, è necessario, cioè sembra che l'invito è di essere come il figlio minore e non di essere come il figlio maggiore. Sembra, uso perché ci sono tantissimi particolari. Cioè il figlio obbediente, quello bravo, che è sempre stato col papà, non viene fuori molto bene da questa parabola. È strano, no? Cioè noi dallo psicoterapeuta oggi ci manderemo quello che fa casino, giusto? Non quello che sta a casa. Gesù dallo psicoterapeuta ci manda quello che sta a casa. No, è per quello che vi dico, più voi ci state sopra e più da papà, da mamma, da maestra, da insegnante, da zia, da nonna, siete molto colpiti. Cioè quello che si prende cura del patrimonio del papà, ho fatto esempio, no? Qui da voi si potrebbero fare degli esempi, premetto che voglio molto bene la Sardegna, mi ci applico da 35 anni circa, non ci ho ancora capito niente, però a parte qualche silenzio di sardi, che si trova molto col mio silenzio, ma non ho la pretesa di capire, però insomma voglio proprio bene alla vostra terra. Potremmo fare tanti esempi delle famiglie agricole, questa è una tipica famiglia agricola, no? Allora io provo a dirvi due o tre cose, così come piccoli indizi, ma vi invito in questo tempo che avremo anche più possibilità di stare tranquilli. La prima cosa è che il padre non pone condizioni all'uso del suo patrimonio.
io parlo per me, Cioè il figlio gli dice dammi la mia parte, il padre non gli dice non buttarli via in alcol, non comprarti la Ferrari, stai attento, non buttarli via in donne, no, glieli dà. Caro Alessio, patrimonio, cioè il munus del pater. Il patrimonio è il munus del pater e il munus, in latino, ma anche in tutte le lingue, diciamo, semitiche, è un paradosso perché il munus è sia un'obbligazione morale che un dono. E qui lo vedi bene. Cioè, il padre, attraverso il dono del suo patrimonio, comunque passa un'obbligazione morale al figlio senza chiedergliene conto. Stamattina Giuseppe mi ha fatto fare un giro, no? Qua nel paese. Non ero mai stato qua. Cioè, c'ero passato per la 131, ma non mi ha mai fermato. E mi ha fatto vedere alcune case che sono state, diciamo, violentate con costruzioni anni 70 veramente assurde. Pure adibite ad istituzioni, cioè che è 2 volte più assurdo. Non ce l'ho con i politici, però dico. Ecco, lì voi avete visto come c'è un patrimonio che è stato violentato. Ma quel patrimonio continua a richiamare nella profondità e nella coscienza delle persone l'obbligazione morale. Non ti lascia tranquillo. Non è così? Ti interpella. E quello lì è il dono del padre, il vero dono del padre. Certo, però che diventa vero solo nella libertà del figlio. E questo è il paradosso. Cioè non puoi avere lo faccio e quindi no, lo fai e poi la libertà del figlio metterà più o meno al mondo questa obbligazione morale. E per poterla mettere al mondo, cioè per ritornare al padre, deve andare fino in fondo, cioè deve rovinarsi. Guardate che se l'applicate esistenzialmente ci sarebbe tanto da dire su questo punto. E allora a me, da educatore, da papà, il papà, un educatore, non è uno che ha risposte, è uno che custodisce fino in fondo la domanda del figlio. Fino in fondo, il papà che stava alla finestra ad aspettare il ritorno del figlio e custodisce la domanda del figlio, cioè il mistero del figlio, senza maledirlo, benedicendolo. Uscì di casa e con quello che noi chiamiamo la misericordia, ma non so, qui vedo, abbiamo dell'età abbastanza, io ho 58 anni, quindi ci capiamo, e non è facile, almeno per me. Tutte le volte i miei figli, che siano affidatari, adottivi, parziali, biologici, ma mi mettono tutte le volte in condizioni estreme. E tutte le volte ricomincio da capo. Cioè non ho mai imparato fino in fondo quella cosa lì. E l'unica cosa che puoi fare con tua moglie, con mia moglie Monica, è di custodire insieme la tremenda domanda che viene dal figlio. Questa parabola è pazzesca da questo punto di vista, no? Ed è il paradosso, prendevi com'è complicato, che quando il padre fa questa cosa, l'altro, che aveva sempre fatto il buono, si incazza. Dice, ma come? Perché usa i metri della giustizia distributiva, no? Ma come? Io ho fatto tutto, ti ho curato le mucche, i campi, e tu questo qua torna e gli fai la festa e a me non mi fai mai la festa? Guardate che è molto umana questa cosa. Cioè lui, il figlio più grande, è come noi avremmo detto quella cosa lì. Perché noi abbiamo l'idea del merito. Ecco, Gesù non aveva l'idea del merito, aveva l'idea del munus, del dono e dell'obbligazione morale. E allora questo è una grandissima meditazione sulla forza del patrimonio. Cos'è il patrimonio? Che è l'altra parte del matrimonio, qua bisogna andare avanti a fare il film.
che è l'altra grande banchetto con cui Gesù comincia la vita pubblica. Ok. Grazie, siamo saluti. Sono stato felice di condividere con te questo momento di compagnia, sempre facendo riferimento al latino. La parola compagni è cumpanis, ok? Quindi abbiamo mangiato il pane e bevuto quel vino ieri fisico, oggi ci siamo abbeverati anche al vino inebriante delle parole così stimolanti di Johnny Dotti. Grazie a voi, buon Natale! C'è i ragazzi dell'associazione, un omaggio al coordinatore Alessio Olnis e a Giovanni Dotti. Ottimo, grazie mille. Grazie ancora a Giovanni e Alessio, grazie. Adesso, prima del nostro ultimo ospite, Ibrahim Allò, ricordo che ci sarà anche in questa occasione, si può dire, lui non sa di essere premiato, ma lo premieremo. Ci sarà la premiazione mostra appunto nell'occasione specifica. Passo intanto la parola a Stefano con il suo nuovo racconto. Lascio la parola e chitarra a Stefano e musica per la sua parola racconto. Vai Stefano. Abbiamo la diretta. Che dici? Io te le dico.